Intervista in musica. Prima dell'aperitivo, una chiacchierata con i protagonisti della nostra scena musicale. Gotta get rid. You gotta get rid. Yeah. You gotta get rid. You gotta get rid. Gotta get rid. Gotta get rid. I said it. Gotta get rid. Gotcha get rid. I will never get rid. La musica non è molto diversa dalla vita, come nel vissuto. Ci sono attimi di felicità, incertezza, serenità, angoscia, mistero, dubbio, relax, demoni, imprevisti. Ecco, mentre tutto è calmo e si sta gustando una situazione ideale, può capitare qualcosa che cambia tutto in pochi istanti. Non l'avevamo previsto. È così che immagino la musica. Bene,
Ben ritrovati ai nostri ascoltatori e anche a chi ci sta guardando sul web, sulla nostra pagina Facebook e nel nostro sito internet Veneto 1. Benvenuti da Roberta Ghizzo e diamo il benvenuto anche caloroso a Tolo Marton. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Fa molto piacere essere a Radio Veneto 1. E a noi fa molto piacere averti qui in studio, siamo anche emozionati e... Io di più. Vabbè, faremo a gara dopo, insomma. Io sono contenta di inaugurare questo spazio in musica proprio assieme a Tolo Marton. Tolo, che poi, insomma, sei un po' un inauguratore degli spazi di Radio Veneto 1. Ben 4 anni fa, avevi inaugurato Garage Music, le nuovissime stagioni, e poi oggi in questo spazio di intervista in musica alla sera prima dell'aperitivo. Non ci facciamo mancare niente qui a Radio Veneto 1. Oggi tutta un'altra storia, tutta un'altra cosa. Sono passati 4 anni e adesso sentiamo che cosa c'è in questo disco. Ecco, infatti le parole che ho letto all'inizio sono tratte aprendo il disco My Cup of Music, questo nuovo lavoro di Tolo Marton che ha scelto anche Radio Veneto 1 proprio per presentarlo. Però avete ascoltato il primo brano I Gonna Get Rid in sottofondo, cioè avete ascoltato e avete visto anche online delle immagini scelte proprio tra le immagini che ci ha inviato Tolo per raccontare un po' questa sua carriera, perché è davvero davvero enorme, è davvero grande. I Gonna Get Rid e My Cup of Music. Intanto comincerei da questa tazza di musica che ci presenta quest'oggi, da dove arriva questo nome e come mai? Perché la tazza di musica è la tazza di musica con cui io mi sento in questo momento, in questo periodo, a mio agio. È un po' una parafrasi di It's not my cup of tea in inglese, quando dicono, per dire, non è il mio forte, non è il mio genere, ma in senso lato nella vita, no? Quando ti dicono: hai visto quel film di Panettone di quest'anno? E io dico: no, guarda, non è il mio genere. Sì, non è roba mia, come diciamo sì, qua invece. Non so che mi piace un granché. E questo è My Cup of Music, vuol dire questo, cioè è la musica con cui mi sento a mio agio, mi sento bene in questo momento. E questa Cup of Music è divisa anche in 3 sezioni: Fantasy Cup, Sentimental Cup and Mysterious Cup. La diciamo tutta all'inglese. Yes. Queste 3 animi, queste 3 sensibilità di Tolo Marton che ha voluto esprimere in questo album. Sì, bisogna dire che è un disco, un album, un progetto non pensato, ma che è uscito molto spontaneamente, così, in questi ultimi, devo dire, 15 anni sì, ma forse anche da prima. Queste melodie, questi temi mi sono venuti fuori nei momenti in cui non pensavo a niente, magari con la chitarra in mano, così magari pensavo a cosa devo fare, se devo ricordare. Intanto le dita si appoggiavano in qualche punto della tastiera e suonavano da sole, cose molto lente, e poi dicevo: però questa musica che stavo sentendo, perché la stavo ascoltando, non la stavo suonando, la stavo ascoltando anch'io, ma forse mi devo ricordare di questo pezzettino, e così mi registravo dei piccoli momenti di queste musiche, ripeto, che sono venute fuori in tanti anni, per poi riascoltarle chissà in futuro. Insomma, non l'avevamo previsto, è così che immagino la musica, l'hai proprio scritto ed è così che è nato tutto. Sì, la previsione, non bisogna mai prevedere troppo le cose, come anche nella vita, quindi la vita e la musica, ho fatto questo parallelo volutamente perché sono molto simili, anzi sono uguali, ognuno col proprio suono, il proprio linguaggio, però alla fine è la stessa cosa. Noi andiamo ora ad ascoltare un brano, quello che un po' ha colpito me, perché insomma posso anche fare questa cosa, posso scegliere, e quindi Vendo musica, Tolo Marton.
Vendo musica in città, vendo musica in città. Certe note sono appena nate, altre me le portano le fate. Vendo musica in città, vendo la musica in città. Se chiudete gli occhi la vedrete. If you close your eyes you're gonna see her. I found this guitar at Mercatino, and I always keep her close to me vicino. Selling music in the city, selling music in the city. Price is small, it's just a smile. Price is small, it's only a smile. Vendo musica in città, selling music into town. I got my guitar at Mercatino, I always keep her close to me vicino. She can imitate un violoncello. If you want to, I'll make her sound Like a violino. And by the way, Il mio luttaio dice che io sono un poco matto, ma lui non sa che io con lei ho stipulato un certo patto. Noi ci siamo accordati. Selling music in the city, selling music in the city. Price is small, it's only a smile. Price is small, it's only a smile. Musica per un sorriso, ve lo dico per inciso. si può anche fischiettare. E noi torniamo in studio assieme a Tolo Marton che ci ha fatto ascoltare appunto questo brano dal suo album My Cup of Music. Questo era Vendo Musica e era una filastrocca, un brano dolcissimo, insomma, però insomma ricorda tante cose, perché poi ci ricorda quando cantiamo le canzoni, quando pensiamo a chiunque, insomma, nella sua vita è venuto in mente una filastrocca, un qualcosa, inventare le parole ad una canzone e metterci magari delle parole inglesi, mettere le parole in italiano, un po' tutti noi, e quindi è per questo che insomma mi emozionava. È molto spensierata questa canzone. Semplice, proprio per come per i bambini, insomma. Mi Sì, dicevi, vedo. la cantano i bambini. E infatti è vero, questo mi ha scritto più di una persona dicendomi che i loro bambini piccoli, anche piccoli, dicono dai, mettimi ancora questa canzone qui, e la canticchiano. Sì. A me fa piacere. Questa è nata in un sogno, come spesso succede, perché si sogna anche musica, e mi ricordo che ho sognato una persona con un carrettino che cantava Vendo
musica. Aspetta, facciamo vedere ai nostri ascoltatori. Forse è questa persona qui che è sì, disegnata quella lì. qui nell'album. Tra l'altro questo disegno è stato realizzato da Barbara Badetti, che poi ha realizzato anche tutto il progetto della copertina, che è una bravissima pittrice, e anche a lei è venuto in mente, sentendo questa canzone, le è venuto in mente un'immagine di questo genere, quindi vedi, è tutto torna, no? Ecco, però, Tolo, c'è da dire che tu vendi musica in città, ma la tua città è un po' il mondo, perché sei sicuramente uno dei più grandi, il più grande forse musicista del nostro territorio, però sei anche e soprattutto conosciuto all'estero. Guarda, intanto io dico sempre, siamo tutti i più grandi per un minuto della nostra vita. Sì, Quindi anch'io sotto la doccia, sotto la mia doccia. Capita a tutti, capita a me per un minuto, però. Sì, è il mondo, ma è anche un piccolo villaggio, perché a volte penso di essere, come diceva il mio amico David Serb, bassista americano con cui suonavo molto tempo fa, diceva, non so se siamo noi, il nostro gruppo, il massimo dei minimi o il minimo dei massimi. Fantastica questa. E in effetti anch'io ci penso tante volte, non so se io suono nel mondo o se suono per un piccolo villaggio, per un piccolo numero di persone, non lo so. Beh, però insomma, fatto sta che sei davvero sei dei più noti all'estero musicisti italiani, cioè per dire Cala, vabbè, ma insomma, per dire, insomma, nel 98 hai vinto qualcosa che nessuno, insomma, può vantare. Sì, vabbè, questo è passato un sacco di tempo, vabbè, è però stato bello, è stata una bella patacca che mi tengo qui. Si insomma, parla del concorso di Jimi Hendrix. Esatto. Sì, certo. E il Vabbè. premio te l'ha dato anche proprio il papà di Jimi Hendrix, quindi insomma, onore all'onore, bisogna riconoscerlo. Anche perché, insomma, magari i più giovani che sono sempre attenti ai fenomeni social, però magari i vecchi dischi dei genitori o comunque non li ascoltano, oggi sanno che abbiamo qui. Guarda, Jimi Hendrix, sai, perché uno dei motivi per cui ho fatto un disco così delicato, così, è perché inconsciamente questo disco non ha grandi concorrenti, fatto così. Ma se ti metti a suonare, come poi ho sempre fatto, anch'io tra le tante cose ho suonato la chitarra rock molto con questi assoli molto Corposi, energetici, così molto grintosi, molta improvvisazione. Sì, però è un campo minato, perché è inevitabile il confronto, no? È inevitabile. Poi c'è chi ti dice che sei bravo, c'è chi ti dice che fai schifo e che così, ma questo invece è un disco che è mio, personale, è molto sincero. Mi sono messo a nudo, non c'è Hendrix, non c'è rock, non c'è blues, non ci sono assoli o quasi niente, c'è solo musica che mi è sgorgata da dentro, che arriva dalla mia fanciullezza e da tante cose, dai film, da queste cose. Ecco, dopo torneremo al discorso film, perché ascoltando anche il prossimo brano forse delle atmosfere le possiamo ritrovare, e non sono solo delle atmosfere musicali, ma sono anche proprio delle atmosfere visive. Forse chiudendo gli occhi possiamo immaginarci qualche scena.
Beh, è difficile sfumare le canzoni di Tolo Marton, questi brani, perché avresti voglia di chiudere gli occhi, anche io qui in studio avrei voglia di chiudere gli occhi e insomma rilassarmi e immaginare, proprio perché queste canzoni nascono un po' come colonne sonore, e non ci sono tantissime parole pronunciate, ma le immagini sono lasciate alla musica. È nato proprio così il progetto? Sì, avevo in mente da tanto tempo di realizzare un disco di brani solo strumentali e niente, l'ho fatto, è stato fatto anche questo. Musica da film, un po', sì, certo. Il disco si doveva chiamare Music for Movies all'inizio, poi perché tanti brani sono un po' evocativi. Tante persone mi dicono che ascoltando questo disco si fanno un loro film, si immaginano dei panorami, delle situazioni, dei paesaggi, ma poi anche si ricordano di esperienze vissute loro ascoltando questa musica. Mi viene in mente qualcosa del loro vissuto, è incredibile, è bellissima questa cosa. E poi penso che il fascino di riuscire a essere un artista, insomma, sta anche nel trovare un modo di comunicare qualcosa diverso, perché non tutti, appunto, io probabilmente non avrò le stesse immagini che Tolo voleva dare con questo suo brano, non avrò le immagini che il nostro tecnico sta ascoltando, però, o i nostri ascoltatori, appunto, però avrò delle mie immagini e questa musica è potente, la musica è potente anche proprio per questo. La cosa bella della musica è che provoca in ognuno di noi delle cose simili, nel senso che si possono mettere nello stesso contenitore, ma ognuno ha la sua personale, che sia un ricordo o un momento molto importante della propria vita vissuto. Ecco Tolo, un'altra domanda che volevo farti quest'oggi, visto che insomma siamo in radio e noi siamo analogici per radio, però siamo anche in digitale perché in video funzioniamo anche appunto sul digitale, mi chiedevo insomma qual è il tuo rapporto con tutto quello che invece è digitale, perché immagino per registrare questo, visto che l'hai fatto tutto tu, insomma, visto che hai suonato tutti gli strumenti, ti sarai messo anche con, non so, il computer, può essere? Guarda, non ho usato mai il computer per registrare, uso un vecchio registratore che ho a casa. Ah, quindi proprio analogico. Sì, non è digitale, però per me non cambia nulla. Una volta registravo coi nastrini, coi primi registratori col geloso, col Philips a bobine. Cioè, l'approccio è sempre lo stesso, ovviamente la tecnologia va avanti e io non sono molto tecnologico, però cerco di sfruttare al massimo lo strumento che ho a disposizione, che sia un registratore o che sia anche una chitarra classica, acustica, elettrica. L'approccio è sempre di cercare di ottenere, di far venire fuori una potenzialità che ha quello strumento, che dia il massimo. Lo strumento va proprio, è un mezzo per ottenere uno scopo. E con quest'album tu hai voluto tirare fuori delle emozioni, tirare fuori delle immagini, dei racconti senza raccontare. Sì, sono molto contento di questo album. Forse sono più soddisfatto di questo album qua di quelli precedenti. Mi rendo conto che è anche spiazzante, tante persone che mi conoscono rimangono un po' perplesse, molto perplesse. Ad alcuni non piace perché
aspettano delle altre cose, però se poi si mettono ad ascoltarlo con calma in momenti diversi, ecco, questa musica comincia a entrare. Beh, tornando sempre sul discorso digitale, visto che appunto noi siamo in internet, Tolo, tu magari ti rivedrai questa sera su Facebook, su YouTube, ma Tolo, quando vai online, cosa vai in cerca? Vai in cerca anche di ispirazione, vai in cerca di paesaggi, vai in cerca di fotografie, contatti, recensioni? Le ultime due cose che hai detto, sì, anche perché è un mezzo sociale, ma anche un mezzo per lavoro. Certo. Lavoro. Ma anche vado a scoprire su YouTube, ecco, vado in cerca su YouTube di cose, musiche che una volta non si aveva la possibilità di ascoltare o vedere, perché adesso ci sono i video. Io sono un grande appassionato della musica della mia giovinezza, io sono nato nel 1951, quindi in più ho fratelli e sorelle più grandi di me, e mi hanno fatto loro ascoltare le prime musiche, sia musica classica che rock and roll. Quindi vado anche a vedermi dei vecchi video di rock and roll, anche poco famosi, è una grande soddisfazione, oppure musiche nuove. Oh, non sente più. Come non senti più? Ok. Ecco, sì, ok. È finita forse il brano, ecco, sì, mi sembrava che la mia voce stesse progressivamente, ma sono io. No, è il bello della diretta, poi dai Tolo, per favore. Sì, poi ci sono i Facebook, eccetera, ma è diventato, secondo me i social networks, se sono usati con discrezione, anche con un po' di buon senso, sì, si può instaurare dei contatti, delle conversazioni interessanti, eccetera. Ecco, il mondo è vario. E una bella scoperta che hai fatto sui social di recente, su YouTube, o che sei andato a vederti con gioia, possiamo, non so, c'è qualcosa che ti viene in mente? Non mi viene in mente niente adesso. Beh, siamo un po' impallati tutti e due. Non mi viene in mente niente adesso, scusatemi. Beh, vabbè, non c'è problema. Direi di concludere un po' quest'oggi con gli appuntamenti di Tolo. Per quest'estate sta cominciando l'estate ed è il momento più bello per tutti i concerti che ci sono, soprattutto in zona, speriamo. Ci tengo a annunciare queste serate, le prime qui nelle nostre zone. C'è Vascon, festa d'estate per prima, che sarà il 24 di giugno ed è una seratona, ed è il 30° anniversario della festa, siamo tutti di Treviso, è dedicata, quella sera del 24 giugno è dedicata ai trevigiani. Ovviamente sarebbe bello che ce ne fossero di più, musicisti di più, ma i tempi sono quelli che sono, per cui abbiamo 4 gruppi di Treviso. C'è Radio Fiera, c'è Giorgio Barbarotta, c'è Giulio Casale, e sono io. Esatto. E poi è una formazione, quella di Giulio Casale, che sono tra virgolette gli extra, ma non si possono chiamare extra da quello che avevo sentito, però c'è Tolo Marton e quindi che questo si può chiamare Tolo Marton. Potete chiamarmi Tolo Marton. Grande Tolo. Bene, noi siamo però ci hai detto solo una data, e questa era il 24. Poi a luglio abbiamo il 7 luglio al festival Brudstock a Fontana Fredda di Pordenone, che è un festival molto vintage, mi dicono, è la prima volta che ci vado. E il 14 c'è Al Vapore, suoniamo Al Vapore di Marghera, anche quello è un locale storico del Veneto. Il 15 siamo a Crespano di notte, in piazza, Crespano del Grappa. Il 16 siamo a Conscio di Casale sul Sile, la festa la sagra di Conscio.
Vabbè, sto facendo... E poi a Valdagno il mini festival blues in provincia di Vicenza il giorno 19. E poi se volete andare su www.tolomarton.com trovate tutte le date. Sì, perché appunto prima abbiamo parlato di digitale, ma anche Tolo c'è la pagina Facebook, c'è il sito Sì, internet, sì. ci sono tutti i riferimenti per... E poi posso dire, questo disco potete anche questo trovarlo da qualche parte, sì, certo. Nei negozi non tanto, ma no, ce n'è un negozio a Treviso che è il Mezzoforte a Treviso, e altrimenti lo trovate anche basta scrivere un messaggio sul sito mio www.tolomarton.com, lo trovate anche su Spotify. Ecco, si trova anche come si dice? In digitale. In digitale, sì. Certo. Bene. Andiamo con l'ultimo brano che ascoltiamo in toto questa sera, Mero Mero. Da dove nasce questo titolo? Ce lo racconti? Mero Mero, anche questo è nato da un sogno, guarda caso. Io ho fatto tanti brani anche al Pine Valley, che è un brano mio vecchio che è sempre stato molto gradito. È lo stesso Mero Mero, nato da un sogno tanti anni fa, lo cantava mia figlia quando era bambina. Quindi il titolo nasce da un ricordo, insomma, affettivo, quello della tua bimba. Infatti Sentimental Cup, che è la parte centrale, è quella un po' della famiglia e del sentimentale. Bene, siamo in conclusione. Io ringrazio davvero Tolo Marton che ha presentato qui My Cup of Music, grazie. Andiamo ad ascoltare ora Mero Mero. Ok. Intervista in musica. Prima dell'aperitivo, una chiacchierata con i protagonisti della nostra scena musicale.